In difficoltà no, abbiamo subito 2 gol, questo non vuol dire necessariamente andare in difficoltà, abbiamo sbagliato in un paio di episodi, questo sì, però abbiamo fornito una prestazione di alto livello, sono molto contento perché poi l'abbiamo mantenuta su livelli molto alti, soprattutto nella qualità del possesso, nella qualità delle scelte e con obiettivi chiari su come metterli in difficoltà. Poi ovviamente loro sono usciti col portiere, la partita è anche cambiata nel senso, nel filone logico, ma noi l'abbiamo saputa gestire anche in quella situazione lì, abbiamo difeso molto bene, oltretutto abbiamo incrementato il parziale e il rammarico c'è per le occasioni sprecate perché comunque il risultato doveva e poteva essere più ampio. Quello per vedere il pelo nell'uovo, noi non ci accontentiamo, dobbiamo fare sicuramente di più di quello che stiamo facendo, possiamo farlo e lo faremo sicuramente, però questa partita è stata sicuramente una delle migliori sotto l'aspetto della conduzione della partita stessa. L'abbiamo fatta noi, l'abbiamo gestita noi, l'abbiamo dominata noi, l'abbiamo sviluppata noi, l'abbiamo vinta noi. Può arrivare sicuramente nelle posizioni di alta classifica, il nostro intento è quello, il nostro obiettivo è quello. La classifica non è importante guardarla adesso perché, ripeto, è un campionato talmente equilibrato che le cose cambiano di giornata in giornata, quindi non ci esaltiamo adesso come non ci eravamo demoralizzati dopo 4 giornate, sapevamo che l'inizio del calendario soprattutto era complicato, alcuni giocatori ci hanno messo un po' per entrare nei meccanismi di questa squadra, ma adesso stanno dando certezze, ecco, e questo mi dà sicuramente molta fiducia perché con l'apporto di tutti si può arrivare dove non lo so, ma sicuramente partita dopo partita noi dobbiamo pensare a fare il nostro, a volere che sia nostro questo campionato, che siamo noi a determinare le sorti di questo campionato. Poi ovviamente alle ultime 2 o 3 giornate del giro dell'andata penseremo anche alla classifica perché comunque sarebbe un obiettivo gratificante arrivare poi nella possibilità di giocare la Coppa Italia e questo ti darebbe comunque modo di poi buttarci nel girone di ritorno con maggiore fiducia. Ovviamente partita dopo partita valuteremo la situazione, ma io sono contento delle prestazioni che stiamo fornendo, stiamo crescendo, stiamo migliorando, stiamo diventando una formazione credibile e questa per me è la cosa più importante.